Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus Sport edizione di Venezia. Buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo con il basket. L'Umana Reyer Venezia comunica la firma dell'accordo con Bruno Caboclo, centro brasiliano di 206 cm e 231 cm di apertura alare, proveniente dal Ratio Farm Ulm club con cui ha disputato una stagione strepitosa culminata con la storica vittoria del campionato. Caboclo è uno dei giocatori chiave della roster, 15 punti, 6 rimbalzi, 2 stoppate a partita in campionato, 17 punti, 8 rimbalzi e 1,5 stoppate in Euro Cup, dove viene inserito nel secondo miglior quintetto della competizione. Bruno Caboclo fa parte del roster della nazionale brasiliana che tra poco inizierà la preparazione dei mondiali a Giacarta in Indonesia. Parliamo di calcio. Jay Itzes, difensore centrale olandese, è ufficialmente un giocatore del Venezia Football Club. Lo ha comunicato oggi la stessa società lagunare. Il giocatore, 23 anni, arrivato svincolato, ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2026-2027. Cresciuto nelle giovanili dell'FC Eindhoven, Itzes debutta nella prima squadra del club nel 2018, totalizzando 53 presenze nella seconda divisione olandese. Nel 2020 il difensore viene acquistato dal Go Ahead Eagles, segnando 3 gol e realizzando 5 assist nelle sue 93 presenze per la squadra tra la seconda divisione, la massima serie olandese Eredivisie e la Coppa Nazionale olandese. Ancora calcio. Altro nuovo arrivo in via Baracca in casa Cimestre. Dopo Carli approda un altro giovane attaccante, Leonardo Moraschi, classe 2000 bergamasco. Ed è proprio dalle sue parti che Leonardo si forma calcisticamente, prima entrando a far parte del prolifico vivaio dell'Atalanta, per poi passare al Ferral Pissalò, squadra con la quale fa il suo esordio in Serie C a soli 18 anni. Successivamente Moraschi acquisterà esperienza girovagando fra il girone A e il girone B della Serie D fino ad approdare la scorsa stagione all'Evico. Con i termali, con la maglia da titolare, disputerà il suo campionato migliore siglando 9 gol. Parliamo di beach rugby. Sabato 1 e domenica 2 luglio Carlo ospiterà la seconda tappa del Vittoria for Women Tour, un viaggio itinerante organizzato da Vittoria Assicurazioni con la Federazione Italiana Rugby FIR e la Fondazione Specchio d'Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile. Testimonial sarà Manuela Furlan, storica capitana della nazionale italiana femminile, 89 volte in campo con la maglia azzurra. Nella cornice del trofeo italiano di beach rugby al White Oasis ci sarà Specchio Bus, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita. E si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.